Intercettati oltre 16 milioni di euro entrati e usciti dall'aeroporto di Tessera senza essere preventivamente dichiarati. È il risultato dei controlli svolti nel corso dell'anno dai finanzieri e dai funzionari delle dogane all'aeroporto Marco Polo. La normativa valutaria prevede infatti che oltre i 10.000 euro si sottoscriva una dichiarazione in dogana prima di intraprendere il viaggio. In caso contrario scatta la sanzione. E in caso il passeggero trasporti senza aver fatto preventivamente la prevista dichiarazione doganale, più di 10.000 euro vengono sanzionati con una forma di sanzione che è progressiva in base anche all'importo che viene trasportato. Come nel caso di due viaggiatori giunti da Londra con oltre 150.000 euro, per cui è scattato il sequestro del 50% della somma eccedente i 10.000 euro, con connessa sanzione. Nel corso dell'anno sono stati verbalizzati 709 passeggeri, comminate sanzioni per oltre 390.000 euro e sequestrati oltre 120.000 euro. Indicativamente una media di 4-5 verbalizzazioni quotidiane per violazioni della normativa valutaria. La maggior parte sono turisti e possiamo anche dire che la maggior parte delle persone possiamo ritenere siano in buona fede e la violazione sia dovuta principalmente a ignoranza della normativa o a mera dimenticanza. Le attività di servizio sono state eseguite anche grazie all'impiego del cash dog Josie in servizio con le fiamme gialle.